Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Principe e Bernaudo rinviati a giudizio nell'ambito dell'inchiesta denominata Sistema Rende, con loro anche l'ex assessore comunale Gagliardi e l'ex consigliere provinciale Ruffolo, emesse 4 sentenze di condanna per gli indagati giudicati con il rito abbreviato. Si tratta di veri e propri grossisti della droga. Così, il procuratore Gratteri, parlando dell'operazione Stammer 2, che ha portato all'arresto di 21 persone coinvolte in un imponente traffico di sostanze stupefacenti con l'Albania. 3 calabresi arrestati in Slovacchia per l'omicidio del giornalista e della fidanzata, avvenuto a Bratislava il 22 febbraio scorso. Buone notizie per i lavoratori socialmente utili e pubblica utilità del Vibonese, esclusi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro con i comuni, dopo l'incontro con la Regione e la notizia dell'assunzione entro il 30 marzo. L'allarme del sindaco di Polistena, noi qui come la terra dei fuochi, c'è un sito ricadente nel territorio del comune indicato nella relazione della commissione dell'Istituto Superiore della Sanità, forte preoccupazione. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque in primo piano il procedimento penale scaturito dall'inchiesta Sistema Rende, rinviati a giudizio Sandro Principe, Umberto Bernaudo, Pietro Ruffolo e Giuseppe Gagliardi, i politici coinvolti nell'inchiesta, lo ha deciso il GUP di Catanzaro, il processo inizierà il prossimo 12 giugno. Sentiamo. Sistema Rende andranno a processo Sandro Principe, Umberto Bernaudo, Pietro Ruffolo e Giuseppe Gagliardi, che hanno scelto il rito ordinario. Lo ha deciso questa mattina il GUP del Tribunale di Catanzaro, Pietro Cherè. Il processo inizierà il prossimo 12 giugno. Sandro Principe, ex sindaco di Rende e già sottosegretario al lavoro, è stato rinviato a giudizio per corruzione aggravata e concorso esterno in associazione mafiosa, prosciolto invece dall'ipotesi di corruzione elettorale. Rinviati a giudizio per corruzione e concorso esterno anche l'ex primo cittadino di Rende, Umberto Bernaudo, e l'ex assessore Pietro Ruffolo. Rinviato a giudizio per la sola corruzione elettorale l'ex consigliere e assessore comunale Giuseppe Gagliardi. Nel corso dell'udienza di oggi è stata inoltre emessa la sentenza per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato: 4 anni e 8 mesi la condanna per Adolfo D'Ambrosio e per Michele Di Puppo, 2 anni invece per Rosario Mirabelli e Marco Paolo Lento, assolti Francesco Patitucci e Umberto Di Puppo. Gli intrecci tra alcuni politici ed esponenti della Cosca Lanzino Roa al centro dell'inchiesta sul Sistema Rende della DDA. Secondo le accuse, i politici indagati si sarebbero accordati con esponenti della Cosca per il procacciamento di voti e per la gestione della propaganda elettorale, e intanto l'ex assessore Ruffolo, dopo la decisione del GUP, sottolinea: andremo davanti ai giudici e dimostreremo le nostre buone ragioni. La giustizia deve prevalere sempre. Maxi operazione antidroga coordinata dalla DDA di Catanzaro, arresti in tutta Italia, sono 25, oltre 5 tonnellate di marijuana sequestrate. Le cosche della 'ndrangheta vibonese erano entrate in affari con i narcos albanesi, riuscendo a bypassare l'intermediazione della criminalità brindisina. Sentiamo. Ecco alcuni dei sequestri di droga effettuati nel Mar Adriatico dalla Guardia di Finanza: ingenti quantitativi di marijuana provenienti dall'Albania e destinati ai clan calabresi, circa 5 le tonnellate di sostanza stupefacente importate in Italia in poco meno di 3 mesi, e oggi è scattato il blitz coordinato dalla DDA di Catanzaro, che ha portato all'arresto di 25 persone, 18 in carcere, 7 domiciliari tra Calabria, Puglia, Sicilia, Lazio, Toscana, Lombardia e Albania. Gli arrestati sono tutti membri delle cosche di Filadelfia, Stefanacoli e San Gregorio di Pona. Le cosche vibonesi dunque erano entrate in affari con i narcos albanesi, riuscendo a bypassare la criminalità brindisina. In questa indagine abbiamo dimostrato che le organizzazioni criminali del Vibonese, addirittura oggi abbiamo arrestato 3 capi locali, intanto diversificavano la loro attività passando dall'importazione di tonnellate di cocaina in Europa all'importazione di tonnellate di marijuana dall'Albania, e saltando la mediazione dei pugliesi, le organizzazioni criminali pugliesi hanno fatto arrivare tonnellate di cocaina anche ad esempio al porto di Ancona. L'operazione, denominata Stammer 2 Melina, ha dunque consentito di disarticolare un'organizzazione estremamente complessa che si basava su un accordo tra Lendrina e Fiarei di San Gregorio di Pona, Pititto Prostamo Iannello di Mileto, Anello di Filadelfia e Franzè di Stefanaconi, tutte collegate alla cosca dei Mancuso.
Esponenti delle cosche vibonesi si sono recati direttamente in Albania, hanno ospitato degli albanesi nel Vibonese proprio per trattare direttamente l'introduzione in Italia di queste ingenti cariche di marijuana, che poi sono avvenute anche in porti diversi dalla Puglia. 46 in tutto le persone indagate, ognuno aveva un ruolo ben preciso, dai finanziatori ai mediatori, dai traduttori ai corrieri, e c'era anche chi aveva il compito di monitorare l'uscita delle vedette della Guardia di Finanza. L'Ndrangheta è veramente l'organizzazione criminale più efferata esistente e operante sull'intero pianeta. Questa indagine dimostra che in un attimo hanno messo da parte esponenti dei clan legati a Mancuso del Vibonese, hanno messo da parte organizzazioni criminali pugliesi per interfacciarsi direttamente con il crimine albanese. Ci sono almeno 3 calabresi fra i 7 arrestati in Slovacchia per l'omicidio del giornalista Jan Kuciak e della sua fidanzata, avvenuto a Bratislava il 22 febbraio scorso. Vediamo. Sarebbero l'imprenditore Antonino Vadalà, il fratello Bruno e il cugino Pietro Katroppa gli esecutori materiali dell'omicidio del giornalista slovacco Jan Kuciak e della sua fidanzata, entrambi di 27 anni, avvenuto lo scorso 22 febbraio all'interno di una villetta a Velika Maka, una località dell'ovest della Slovacchia, poco lontana dalla capitale Bratislava. Le modalità dell'uccisione, avvenuta secondo la polizia slovacca con un colpo d'arma da fuoco al petto per il cronista, mentre la sua fidanzata è stata sparata alla testa, ha indotto sin da subito gli inquirenti ad indagare nell'ambito lavorativo del giovane, che aveva realizzato negli ultimi tempi alcune inchieste giornalistiche ritenute scomode. È proprio una di queste, pubblicata ieri dal suo giornale e che riguardava i presunti legami con l''ndrangheta della famiglia Vadalà nell'est Europa, gli è costata la vita. 3 gli italiani arrestati dalla polizia nella notte. Gli agenti hanno condotto dei veri e propri blitz in case e aziende legate ai Vadalà a Michalovce e Trebisov nell'est del paese, persone nominate a più riprese dalla stampa, fra cui nell'ultimo articolo di Kuciak. Ha fatto sapere il capo della polizia slovacca Tibor Gaspar. La pista principale delle indagini, infatti, è stata sin da subito quella italiana, con al centro l''ndrangheta. Il capo della polizia slovacca ha inoltre reso noto che nel corso delle perquisizioni sono state arrestate complessivamente una decina di persone. Non risultano essere stati coinvolti in inchieste giudiziarie in Calabria negli ultimi anni 3 italiani. Si erano trasferiti nell'est Europa nel 2003. Ma non avevano mai reciso i legami con le famiglie di origine e tornavano periodicamente in Calabria. Della famiglia Vadalà e dei presunti legami con l''ndrangheta ha scritto Kuciak nel reportage pubblicato mercoledì dal suo giornale. Nel suo articolo descriveva le attività della criminalità organizzata italiana in Slovacchia. In particolare aveva raccontato degli affari di 4 famiglie calabresi, soprattutto nei settori dell'agricoltura, del fotovoltaico, del biogas e dell'immobiliare, e ritenute nell'orbita 'ndranghetista al centro dei reportage le famiglie Vadalà, Cinnante, Rodà e Katroppa, gruppi che secondo il cronista ucciso hanno in Slovacchia decine di società che grazie a frodi varie e manipolazioni sfruttavano milioni di euro dai fondi europei. Il cronista ha rivelato anche di contatti di persone dell'entourage del premier Robert Fico con queste figure sospettate di legami con l''ndrangheta. Lasciamo la cronaca per il momento, parliamo di lavoro. Ci sono buone notizie per i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità del Vibonese, esclusi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro con i comuni. Ne abbiamo parlato anche ieri, vediamo di cosa si tratta. Da mattina del lunedì fino adesso dobbiamo ringraziare soltanto loro e noi che abbiamo creduto in loro. Che non si può descrivere, la felicità forse la vediamo nei nostri occhi, no? Nelle nostre facce, perché finalmente almeno abbiamo un posto di lavoro, abbiamo riconquistato un po' di dignità. Soprattutto la dignità è un sollievo pure per le nostre famiglie, che eravamo in mezzo a una strada praticamente, eravamo stati lasciati in mezzo a una strada. La mobilitazione, il presidio su Corso Vittorio Emanuele vicino alla prefettura di Vibo Valentia, poi la manifestazione di protesta. Questa volta l'azione dei lavoratori precari rimasti senza contratto sembra aver ottenuto gli effetti sperati. L'incontro alla regione è stato tempestivo e gli impegni assunti rassicuranti. A questo punto bisognerà attendere la data indicata e scoprire se davvero delle parole e le solite
solite promesse si passerà a fatti concreti. Sì, siamo fiduciosi per quello che abbiamo appena discusso alla Regione Calabria. Eravamo in delegazione CGIL, CISL, UIL e diversi lavoratori, e la situazione, per come l'hanno dichiarata, è sicuramente spostata in avanti da dove eravamo partiti. Ci siamo dati anche dei tempi, perché per noi ovviamente erano molto importanti, e ci è stato garantito per l'impegno e la responsabilità tanto tecnica che politica, perché il procedimento ha molte maglie da dipanare di carattere anche tecnico, che entro il 30 di marzo, quindi entro la fine del mese, tutti questi lavoratori, 48 che abbiamo portato su questa vertenza, avranno nuovamente un contratto di lavoro, quindi uno status giuridico ed economico, ma non solo un contratto di lavoro, ma avranno anche una contrattualizzazione che li accompagnerà al percorso di stabilizzazione. Quindi non sarà un ente di collocazione in attesa di, ma l'ente in cui saranno collocati o gli enti in cui saranno collocati seguiranno direttamente il percorso della stabilizzazione entro il 2020. Il territorio di Vibo Valentia in questo momento è già martoriato e non poteva subire quest'ulteriore sfregio. Noi ovviamente abbiamo chiesto oggi le rassicurazioni tecniche da parte e quindi abbiamo chiesto un tavolo operativo, abbiamo chiesto un incontro intermedio operativo in modo da garantire ancora ulteriormente il percorso che noi stiamo facendo per ricollocare queste persone in posizioni utili. Il sindaco di Polistena lancia l'allarme sui rifiuti sversati sul territorio. C'è un sito contaminato ad alto rischio, dice il primo cittadino che ha scritto a governatore e ministro della salute. Sentiamo. Polistena come la terra dei fuochi nel Casertano. A lanciare l'allarme è il sindaco della cittadina pianigiana Michele Tripodi, dopo il rapporto redatto dall'Istituto Superiore di Sanità. Secondo questo documento ufficiale dell'istituto, sono diverse le zone indicate in Calabria dove sarebbero stati sversati rifiuti inquinanti con conseguente contaminazione dell'ambiente circostante. Tra queste esisterebbe un sito nel territorio del comune di Polistena ad alto rischio, indicato tra i 18 più pericolosi documentati nel rapporto. Siamo preoccupati per questa notizia, afferma il sindaco di Polistena, che conferma come più in generale vaste zone del territorio calabrese siano state contaminate e divenute vere e proprie discariche abusive dell''ndrangheta, come più di un'inchiesta giudiziaria ha documentato in Calabria e nel Mezzogiorno. Le mafie, continua il primo cittadino, hanno monopolizzato per anni il traffico illegale di rifiuti, facendo affari sullo smaltimento e infischiandosi dei danni che tale attività criminale avrebbe portato in seguito alla salute delle persone. In questo contesto il sindaco ha preso carta e penna e ha scritto al ministro della salute Lorenzin e al governatore della Calabria Mario Oliverio chiedendo chiarezza. Appare necessario che il Ministero della Salute renda pubblici i dati del rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità, dettagliando i luoghi, contesti, tipo di rifiuti ed eventuali responsabilità. In particolare, si chiede all'amministratore, bisogna capire quale sia l'esatta individuazione del sito censito nel territorio di Polistena. Occorre inoltre che la Regione Calabria proceda contestualmente ad una mappatura dettagliata dei siti contaminati, compiendo le operazioni di caratterizzazione del rifiuto e finanziando le relative operazioni di bonifica ambientale. È il minimo che si possa chiedere, continua Tripodi, in una regione come la Calabria che dopo essere stata avvelenata vede negare il diritto dei cittadini a curarsi nei propri ospedali. Adesso a Catanzaro per il passaggio di consegna della direzione regionale dei Vigili del Fuoco. Eccoli mentre si passano il testimone nella sede della direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria. Il direttore regionale uscente Claudio De Angelis e quello entrante Renato Cardia. Il passaggio di consegna ufficiale alla presenza dei comandanti provinciali di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Crotone e Vibo Valentia, con le rispettive rappresentanze del personale, compreso quello della direzione regionale. De Angelis lascia dopo 7 anni la Calabria, dopo aver svolto le funzioni di direttore regionale, e va a ricoprire l'incarico di direttore regionale del Lazio. Il nuovo direttore Cardia, dirigente generale di recente nomina, ha ricoperto nel 2017 l'incarico
incarico di vice direttore centrale per le risorse umane, dirigente dell'ufficio pianificazione. Nel suo discorso di presentazione ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal suo predecessore, rivolgendo un pensiero anche a quei vigili del fuoco caduti durante lo svolgimento del proprio lavoro. Prima di queste esperienze io vengo dalla periferia e vengo da una regione che dal punto di vista territoriale ma anche culturale è molto simile alla Calabria, perché sia l'aspetto idrogeologico della Sardegna è molto simile a quello della Calabria e purtroppo anche gli interventi sugli incendi boschivi sono molto simili, quindi non è un riversare la mia esperienza su, è un tornare a quello che è stato il mio precedente impegno di lavoro e un concretizzare con i colleghi di questa regione il mio servizio alla popolazione. Intervento in favore del torrente San Nicola a Tauriannova, lavori di messa in sicurezza, sistemazione idraulica finanziati dalla Regione, l'esondazione del corso d'acqua avvenuta nel 2015 causò una vittima. Sentiamo. A Tauriannova è arrivata la notizia del finanziamento da parte della Regione Calabria di un importante intervento di sistemazione idraulica e messa in sicurezza del torrente San Nicola. L'azione rientra nel quadro programmatico del Patto per lo sviluppo della Calabria nell'ambito dell'area ambiente e sicurezza del territorio relativamente al dissesto idrogeologico, che destina alla difesa del suolo un investimento complessivo di 317 milioni di euro. La necessità di adottare soluzioni all'emergenza della zona è figlia anche della tragedia che si è consumata nel novembre del 2015 a Tauriannova, quando le abbondanti piogge del periodo provocarono l'esondazione del torrente San Nicola, la cui furia impetuosa travolse tragicamente l'auto dello sfortunato taurianovese Salvatore Comandè, causandone la morte. Con l'intento di mitigare il rischio idrogeologico, visto l'accordo stipulato con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il governo regionale calabrese ha deliberato lo scorso luglio il programma delle operazioni da porre in essere per la protezione delle frane e dalle alluvioni delle zone maggiormente a rischio nel territorio calabrese. La stesura del progetto preliminare, redatto dal responsabile dell'ente comunale, ha ricevuto l'avallo da parte dei vertici della regione, che si è tramutato in uno stanziamento economico di circa 840.000 euro per la risoluzione della problematica. Il lavoro di programmazione, dice il primo cittadino, pianificazione e studio della criticità della città è stato ancora una volta riconosciuto e ha prodotto risultati per la comunità. Il torrente San Nicola sarà finalmente oggetto di un intervento atto a ridurre il livello di rischio idrogeologico. Torniamo adesso alla cronaca con un arresto effettuato a Paola. Un giovane, un 24enne, aveva allestito una serra per la marijuana nel suo appartamento. Aveva trasformato una stanza della casa presa in affitto in una centrale di produzione di droga vegetale. I carabinieri della compagnia di Paola hanno arrestato e posto ai domiciliari un 24enne incensurato. Il reato contestato è quello di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Lo strano via vai di persone in ingresso e uscita dallo stabile in cui è collocato l'appartamento aveva insospettito i militari, che hanno avviato una serie di appostamenti finalizzati ad accertare la natura di questi strani movimenti. Una volta individuata con certezza l'abitazione è scattato l'intervento. La perquisizione ha consentito di trovare in una delle stanze una base operativa destinata alla produzione marijuana, costituita da 2 serre da interno riscaldate attraverso lampade alogene e complete di tutte le attrezzature necessarie per la cura delle piante. 50 le piante di marijuana in fase di coltivazione rinvenute, di altezza compresa tra il metro e i 25 centimetri, scovati anche 20 grammi di marijuana già essiccata, posti sotto sequestro anche un bilancino di precisione, fertilizzanti destinati alla coltivazione della sostanza stupefacente e 3.000 euro in banconote di piccolo e medio taglio. Il valore commerciale che avrebbe fruttato la vendita della sostanza stupefacente già prodotta e in fase di coltivazione corrisponde a svariate migliaia di euro. Altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. Colpo all''ndrangheta in Piemonte, sequestrati dai carabinieri 3 locali, in manette 2 presunti esponenti della cosca Crea, originari di Gioiosa Ionica nel Reggino. I reati contestati sono associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione con l'aggravante del metodo mafioso e trasferimento fraudolento di valori.
A scuola con coperte e piumoni perché nel loro istituto i termosifoni ancora non funzionano. Hanno protestato così questa mattina gli studenti del liceo Gravina di Crotone, che già lunedì scorso erano scesi in piazza per denunciare le condizioni in cui sono costretti a fare lezione, suddivisi come sono in 4 diversi plessi, tutti caratterizzati da notevoli carenze. La protesta di oggi fa seguito allo sciopero bianco attuato ieri. Trovato in possesso di marijuana e cocaina, un 21enne è stato arrestato dai carabinieri nel Catanzarese a seguito di una perquisizione domiciliare rinvenuti dai militari nella casa del giovane 75 involucri di cellofan con la sostanza stupefacente pronti per lo spaccio, nascosti sotto il materasso della stanza da letto, trovati anche 245 euro in contanti. Il 21enne è finito ai domiciliari. Una centrale della droga è stata scoperta dai carabinieri della Compagnia di Paola, che hanno arrestato un 30enne incensurato per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Fermato per un controllo stradale, l'uomo è stato trovato in possesso di una dose di marijuana nascosta nell'auto. Questa mattina a Catanzaro è stato presentato il progetto Crisea. Si tratta di un centro di ricerca per l'innovazione rurale. Per la realizzazione dell'opera sono stati investiti 4 milioni di euro. Il progetto del Crisea, il centro di ricerca e servizi avanzati per l'innovazione rurale, presentato questa mattina in una conferenza stampa a Catanzaro. Il centro sorgerà su una proprietà dell'amministrazione provinciale di Catanzaro, situata tra i comuni di Belcastro e Mesoraca, su cui operava l'ex azienda Condoleo. Per la realizzazione del Crisea sono stati investiti 4 milioni di euro, di cui 2 milioni di fondi europei provenienti dalla scorsa programmazione regionale. Il Crisea nasce con l'idea di spingere in avanti un percorso di sviluppo per quanto riguarda la valorizzazione delle risorse endogene del territorio. La coesione c'è perché abbiamo siglato questo nuovo statuto, dove io sono presidente provvisorio. Lo statuto in questo momento del partenariato dell'associazione Crisea contempla presenze importanti assieme alla provincia, 18 sindaci, rappresentanti di 48 comuni aderenti, l'Università della Magna Grecia e poi le associazioni, diciamo, degli allevatori, Confagricoltura, l'associazione e gli ordini professionali, una cosa molto ma molto importante. Un'azienda già realizzata, già costruita, già finanziata con un mutuo della Cassa Depositi e Prestiti della provincia e poi un finanziamento dei PISL, fondi europei per altri 2 milioni di euro, e l'università che si è impegnata con 500.000 euro per attrezzare laboratori molto, diciamo, funzionali e avanzati. L'obiettivo è quello di far diventare il centro di ricerca e servizi avanzati per l'innovazione rurale un punto di riferimento territoriale in grado di stimolare la cooperazione degli attori locali attraverso scelte condivise e percorsi di crescita capaci di attrarre finanziamenti e investimenti. E adesso le previsioni del tempo per le prossime ore. Dopo la spruzzata di neve su qualche città, adesso arriva l'aria calda. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. Nelle prossime ore l'approfondimento e l'avvicinamento di un'area di bassa pressione sulla penisola iberica attiverà in risposta l'attivazione di correnti miti provenienti dal Nord Africa, che causeranno un deciso aumento delle temperature sulla nostra regione. Nella giornata di venerdì è atteso un debole e più moderato peggioramento, che interesserà principalmente i versanti tirrenici ed interni della Calabria settentrionale. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Venerdì, sui versanti tirrenici ed interni della Calabria settentrionale, cieli irregolarmente nuvolosi con possibili piogge. Altrove cieli poco parzialmente nuvolosi con possibili deboli piogge che potrebbero interessare i versanti ionici catanzaresi. Temperature stazionarie che risulteranno di diversi gradi al di sopra delle medie del periodo. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Venerdì, mari generalmente molto mossi con moto ondosi in aumento dal tardo pomeriggio, specie sul Mar Tirreno. I venti spireranno moderati dai quadranti occidentale sul Tirreno, moderati di direzione meridionale sul Mar Ionio. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria.
Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci, al prossimo appuntamento. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.